Bruna Coscia, direttore artistico della Fiera delle Parole. Un appuntamento mai consueto, consolidato qui a Padova. Quali sono gli appuntamenti più importanti di questa edizione? Abbiamo tanti autori che ritornano, che sono già stati presenti negli anni passati e ci stimano, ci amano e quindi tornano tutti gli anni e noi siamo ben felici di accoglierli come Corrado Augias, Dacia Maraini, Valerio Massimo Manfredi, eccetera. Poi abbiamo anche ogni anno tanti nuovi autori che conosciamo quest'anno per la prima volta, come Gerrico Carofiglio, poi Neri Marco Re che chiude l'ultima serata, e Brunello Cucinelli, un grande imprenditore che ha messo l'etica prima dell'economia e credo che sia una bella scoperta anche per chi non lo conosce. E poi Michele Serra, che l'anno scorso è venuto e ha presentato il suo libro Gli Sdraiati, è stato così contento di aver partecipato, è stato affascinato dal salone e da tutto questo contesto della fiera, che quest'anno ci fa un grande regalo, che è portare in anteprima la presentazione del suo nuovo libro. Si inizia questa sera appunto con il concerto di Vecchioni, però eventi sono un po' dislocati in tutto il centro della città. Sì, sono dislocati dappertutto e soprattutto abbiamo i posti più belli della città. Il Palazzo della Ragione va da sé, poi ci sono la Sala Paladin, Sala Anziani di Palazzo Moroni, abbiamo tutte le librerie della città, la Scuola della Carità, Palazzo dei Vescovi, insomma i posti più belli della città.